Un legame che non si è mai sciolto nemmeno dopo 47 anni, a fare da collante il teatro e il Piccolo Principe. Una storia che lei stessa potrebbe diventare la trama di un libro e che invece nella realtà è diventata la protagonista di una serata speciale vissuta a Mogliano dai 23 studenti dell'ex terza B della scuola media statale di Peseggia. Una serata che nasce alcuni mesi prima, quando un'ex studentessa incontra la professoressa di italiano Paola Brion. L'emozione della docente di fronte alla sua alunna è al ricordo di quella classe speciale, un gruppo di studenti che la docente aveva accompagnato dalla prima alla terza tra il 1973 e il 1975, condividendo con loro non solo le lezioni mattutine, ma anche il corso di teatro al pomeriggio, culminato con la rappresentazione del Piccolo Principe. Da lì l'idea di ritrovarsi tutti insieme, prima il tantan sui social, poi il passaparola, alla fine tutti rispondono, è proprio il caso di dirlo, all'appello. Il 1° ottobre in un agriturismo a Mogliano, l'incontro al quale partecipa anche la professoressa Brion, oggi 84enne. Per l'occasione e per rivivere appieno il clima scolastico, gli ex studenti ricostruiscono in una stanza la classe di allora con tanto di banchi, cartina geografica e naturalmente registro di classe. Campigotto Fabio, Carrano Giuseppe. E dopo la cena, che è stato il momento per condividere la vita da studenti e quella attuale, tutti di nuovo in classe per la consegna di una targa alla professoressa e per la proiezione di un video dedicato a loro, agli studenti della terza B della scuola media di Peseggia.